telespettatori di Telefriuli, ben trovati qui al punto e naturalmente ben trovato a Lanfranco Sette, sindaco di Latisana. Naturalmente benvenuto sindaco. Grazie a tutti, grazie dell'invito. Bene, allora l'Avvocato Sette è un libero professionista che da molto tempo è impegnato, non dico in politica, ma comunque l'abbiamo visto anche già assessore in provincia, quindi diciamo così è una persona che sa cosa sono gli enti locali. Quindi è stata una bella soddisfazione, una vittoria anche limpida mi pare, no? E quindi di squadra. Sì, esatto, è stata un bel risultato, una vittoria sicuramente di squadra, una coalizione formidabile. In campagna elettorale dicevamo, no? Siamo fiduciosi, con massimo rispetto nei confronti di tutti, ma consapevoli di avere una coalizione di livello, perché 4 liste tutte di partiti ufficiali, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Progetto Latisana, che è progetto FVG appunto, quindi una componente ufficiale di 4 partiti con candidati veramente persone meravigliose, amici, e sono tutti appassionati, peraltro si mantiene tuttora volontà di collaborazione, di stare assieme, di contribuire un po' tutti a questo punto a lavorare per la comunità, quindi sono onorato che questo gruppo abbia ritenuto di indicarmi come candidato sindaco. Bene, naturalmente l'attività è già iniziata, naturalmente a tempo pieno mi pare capire, no? Sì, e quindi una giornata tipo adesso com'è? Beh, la giornata tipo rimane, diciamo, agganciata a quella che era l'abitudine iniziale, mi alzo verso le 5:45, anche perché diciamo, non vado a dormire troppo tardi la sera, quindi 5:45 faccio un po' il punto della situazione, vedo le mail, programmo anche i dettagli degli appuntamenti già pianificati e in questo periodo, come vedono i collaboratori in comune, verso le 8 arrivo in comune, 8, 8 e un quarto, salvo situazioni particolari, quella di oggi che sono appunto qui, e la giornata passa in comune. Il primo mese abbiamo un po' tutti condiviso con la Giunta, con i consiglieri di maggioranza, ma anche con gli altri consiglieri di opposizione e con gli uffici l'avvio di questa consigliatura, quindi tranquillamente le 12-13 ore le passiamo in comune della giornata. Poi abbiamo avuto ricorrenze, eventi ufficiali come quello di domenica scorsa 7 novembre che abbiamo celebrato l'unificazione d'Italia del 4 novembre e la festa quindi delle Forze Armate, e quindi abbiamo in questa fase e in questo periodo profuso l'impegno Poi sarà un confronto totale con gli uffici, anche la conoscenza, eccetera. Sì, Quindi sì. il programma, che mi pare, io l'ho letto, è molto corposo. Devo dire che prima di incontrare il sindaco di Latisana, io come sono solito vado nei comuni per sentire un momentino e devo dire che c'è ampia soddisfazione per questa novità, che è ritenuta una novità, che un professionista come lei si è impegnato in prima persona a Latisana, peraltro anche una tradizione che non è da poco, e per cui il programma mi pare corposo, se magari lo vogliamo delineare un momentino. Sì, allora Latisana è una città che ha quasi 14.000 abitanti, in base ai censimenti è al 4° o 5° posto della graduatoria per densità di popolazione e È un per punto della numero bassa di molto popolazione. importante. Certo, è quindi un comune importante da questo punto di vista, che ha un ruolo e delle responsabilità anche importanti, quindi noi stiamo cercando adesso in questa consigliatura di realizzare un programma che avevamo anche preannunciato su quelli che sono i capisaldi anche nella fase della campagna elettorale, quindi sicuramente l'economia è un aspetto fondamentale. Questo va fatto anche riorganizzando il settore urbanistico per l'insediamento di nuove aziende. Abbiamo una tradizione storica commerciale rispetto alla quale noi siamo quotidianamente impegnati per cercare di creare giro di persone a Latisana in modo tale che ci sia anche interesse verso le attività commerciali che sono di prestigio, sono attività
nuove, molto spesso sono sempre aggiornate, quindi io approfitto anche per fare veramente i complimenti agli operatori economici di Atisana. Alcune sono state aperte recentemente, proprio nei giorni scorsi, quindi c'è voglia di assolutamente... Anche perché il momento difficile, diciamo così, che stanno attraversando, che stanno uscendo, spero, sì, no, richiede un'attenzione particolare, no? Sì, io vedo che oltre all'aspetto del commercio, che storicamente alla Tisana è stato ed è sempre stato, diciamo, un punto di riferimento come città emporiale, si stanno affermando adesso anche nuovi progetti di una presenza per i servizi alle imprese, alla persona, quindi c'è una versatilità che sta dimostrando l'economia cittadina che è veramente interessante. Peraltro ho osservato che ci sono anche imprese da fuori, anche del vicino Veneto, che arrivano in città. Questo è un segnale molto importante, si affiancano ai nostri operatori storici e credo che possiamo essere assolutamente anche ottimisti. Perché voi siete una cittadina che si confronta col Veneto ogni giorno in sostanza, no? C'è un passaggio importante, no? Ecco, a tal proposito poi proprio questo discorso del Veneto, sabato scorso abbiamo incontrato anche il sindaco di San Michele, abbiamo discusso del fatto della sicurezza del tagliamento. Ecco, su questo io vorrei essere chiaro. La sicurezza del tagliamento è un tema di discussione che noi stiamo portando avanti, anche questo quotidianamente a tutti i livelli istituzionali, perché vogliamo risolvere definitivamente il problema. Sì, è un problema, diciamo così, che assegnato alla politica regionale, possiamo dire, no? Sì, è assegnato alla politica regionale con impulso a livello delle amministrazioni comunali di vari ambiti del territorio della regione e anche interregionale, perché interessa a questo punto anche San Michele al tagliamento. Quello che volevo rimarcare è questo: ci sono dei nuovi provvedimenti legislativi e un riordino della materia, tale per cui si deve incominciare a pensare che alla Tisana investire e vivere può essere sicuro e noi siamo in una condizione adesso di svolta, perché entro fine anno produrremo alle autorità competenti una serie di osservazioni e una serie di impulsi per l'avvio di un percorso che secondo me nell'arco di 5-8 anni risolverà il problema, per cui non si può continuare a pensare e non è fondato ritenere che vivere e investire e venire alla Tisana sia pericoloso. C'è una condizione di rischio calcolato e noi stiamo lavorando per eliminare definitivamente anche questo. Quindi quello che voglio dare oggi... Questa è la priorità. Certo, è una delle priorità, ma il messaggio che ci tengo a evidenziare è questo, e mi permetta... Sì. Approfitto un po' della situazione. Certamente, deve farlo, ecco, per questo. La Tisana è una città che ha futuro, non è, quantomeno non è più in rischio di decadenza, ed è una città che è inserita in un contesto, in un procedimento per renderla sicura negli investimenti, nella residenzialità e negli insediamenti produttivi. Quindi chiedo a tutti di guardare alla Tisana come una città che ha un futuro radioso e in cui è bello, secondo me, venire a vivere. Abbiamo le località turistiche vicino, abbiamo i servizi e abbiamo anche nei servizi alla persona delle strutture per la terza età molto interessanti. Abbiamo l'Università della Terza Età, ma abbiamo un'azienda speciale, cosiddetta Casa di Riposo, che è all'avanguardia e che stiamo potenziando e rispetto alla quale abbiamo dei progetti e degli investimenti molto importanti, per cui i nostri anziani alla Tisana hanno dei servizi di livello importanti, ma poi abbiamo anche l'ospedale. L'ospedale di La Tisana è un ospedale di prestigio con dei reparti e con dei servizi di medicina che hanno un riconoscimento. Insomma, La Tisana veramente importante. Ecco, un punto di riferimento dove dà servizi, eccetera. Sì. Bene, allora veniamo al personale, velocemente, capire quanto personale alla Tisana, perché so che tutte le amministrazioni hanno questo problema di turnover, eccetera. Quindi l'organizzazione della macchina comunale è molto importante, no? Sì. Avete già cominciato a vedere o c'è qualche... Dunque, dal punto di vista del personale
che opera nel comune in questo mese di avvio della consigliatura ho avuto modo di conoscere pressoché tutto il personale, abbiamo oltre 100 dipendenti. Quindi è una macchina importante. È una macchina importante, 34 solo dell'ambito assistenziale e quindi è una realtà articolata. Anche in questo caso ho trovato grandissime professionalità. E quello che più mi ha fatto piacere è che sono persone di alta professionalità che hanno una disponibilità assoluta nei confronti dell'utenza, della cittadinanza. Le faccio un esempio. Sono arrivato che il comune aveva la porta chiusa salvo quando gli uffici potevano ricevere tipo alle 10 di mattina, per cui capitava alle 8:30 di vedere alle 9 delle persone in piazza che aspettavano l'apertura. Abbiamo chiesto di aprire la porta del comune per far diciamo, attendere all'interno del comune, per dare informazioni all'interno del comune. A dire è semplicissimo, ma realizzare un'operazione del genere in tempi di Covid, la burocrazia non... si sono messi tutti a disposizione. Poi abbiamo anche dei volontari che operano all'interno per l'accoglienza dell'utenza, quindi gioco di squadra, nessuno che crea difficoltà, anzi tutti che remano nella direzione della risoluzione. Quindi diciamo così del la problema. macchina è in sicurezza. Allora, per chiudere questa bellissima chiacchierata, mi ha fatto molto piacere intanto rincontrarla, e gli enti di decentramento regionale che la Regione ha varato, che in qualche modo sono commissariati perché insomma non hanno svolto ancora il loro lavoro. Cosa ne pensa, se sono bastevoli o meno? Gli enti di decentramento sono sicuramente utili, perché il termine decentramento significa spostare centro decisionale più vicino ai cittadini, quindi è il cosiddetto principio di sussidiarietà, che va sempre bene perché semplifica un po' l'azione amministrativa. Quello che io rappresento è questo: noi siamo una città grande nel panorama dei comuni del Friuli Venezia Giulia, che tendenzialmente sono piccoli. Noi quindi da questo punto di vista dobbiamo mettere a disposizione della Regione, e lo facciamo, una operatività di coordinamento territoriale. Ma questo, io vorrei essere chiaro, la Tisana non ha nessuna volontà di egemonizzare il territorio. Noi vogliamo come comune semplicemente collaborare con i comuni vicini, perché riteniamo che le popolazioni dei comuni contermini abbiano interesse, e noi ricambiamo, a muoversi sulla Tisana. Allora da questo punto di vista le cito, stiamo facendo e abbiamo delle convenzioni con i comuni vicini, per cui alcuni nostri funzionari vanno presso l'ufficio tecnico dei comuni vicini, c'è questo scambio, insomma, o al servizio finanziario. Cerchiamo di supportare, proprio perché la nostra macchina amministrativa ha una dimensione media più grande rispetto a quella degli altri comuni, e quindi noi cerchiamo di fornire un supporto efficace. Ecco, quindi noi da questo punto di vista, nell'ambito del decentramento, proponiamo un nostro ruolo, che è quello di ulteriore supporto a questo procedimento. Bene, allora con questi buoni propositi, naturalmente molto concreti, dell'Avvocato Sette, sindaco della Tisana, a cui io auguro un buon lavoro a tutta l'amministrazione comunale e a tutti i cittadini della Tisana, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata, dove ci saranno qualche sindaco diverso, un po' di comuni magari minori, ma molto molto interessanti, quindi alla prossima.